Salve a tutti, vediamo ora come usare gli integrali per calcolare il volume di un solido, non semplicemente un'area. E quindi iniziamo intanto con un solido di rotazione perché è più facile. Quindi abbiamo qui una funzione e noi pensiamo di, sempre compresa da due estremi A e B, e pensiamo di ruotare il grafico della funzione intorno all'asse X. Così si genera un solido di rotazione. E allora, pensiamo a come calcolare il volume. Si può pensare di tagliare a fette questo solido, delle fette così, e di esprimere l'area di ogni fetta con una funzione. E semplicemente calcolando l'integrale da A a B della funzione che mi dà l'area, quindi in pratica vado a sommare tutte queste aree tra A e B e quindi trovo il volume del solido. Nel caso del solido di rotazione è un po' più facile perché io ho questa funzione che qua sono soltanto cerchi le fette. Essendo un solido di rotazione tutte le fette sono cerchi di un raggio R, ma il raggio coincide, se vedete il disegno, con il valore della funzione. Allora quello che io integro tra A e B, eh, che cosa? Le aree di questi cerchi, ma l'area del cerchio è r al quadrato per p. Allora qui f di x al quadrato per p. E poi p, visto che una costante, si può tirare fuori dall'integrale e in generale ho questa formula per il volume di un solido di rotazione. P per integrale da A a B di f di x al quadrato di x. Se si tratta di un solido che non è un solido di rotazione, poi bisogna vedere caso per caso, bisogna in qualche modo riuscire a trovare una funzione che mi esprime l'area di ogni fetta, compreso tra A e B. In qualche modo da trovare una funzione per l'area di ogni fetta e integrare proprio quella funzione lì. E così si trova il volume. Adesso vediamo qui nel caso solido di rotazione, vediamo il caso di un cono qui ha raggio R, altezza H, diciamo che scelgo che R è uguale a 5, R è uguale a 3 e H è uguale a 5. Allora, noi conosciamo già come si calcola il volume del cono e lo faccio in modo per confrontare poi con quello che troviamo. R al quadrato per P per H, tutto diviso 3. E qua 3 al quadrato 9 per P per 5 diviso 3, semplifico qua il 9 e il 3 e trovo 3 per 5 15, 15p è l'area di questo, scusate, il volume di questo. Adesso usiamo questo metodo, devo disegnare il cono così, ribaltato così, e qui appunto ho il cerchio che è la base del cono. E allora, visto che io so che l'altezza è 5, se io prendo qua questo punto come origine il centro della base, allora è chiaro che questo punto sarà 0, 3 e questo punto sarà 5, 0. E la mia funzione non è altro che una retta, sempre comunque guardata tra 0 e 5, quindi in realtà guardiamo un segmento. Comunque troviamo l'equazione della retta. Intanto la pendenza della retta, yb meno ya fratto xb meno xa, quindi 0 meno 3 fratto 5 meno 0 e trovo meno 3 quinti. E poi usiamo la formula qua per trovare l'equazione della retta, y meno yb e k per x meno xb. Potevo anche mettere y a xa volendo, ho scelto così. Y meno 0 è uguale a meno 3 quinti x meno 5. Qua è y, meno 3 quinti x e poi meno 3 quinti per meno 5 fa più 3. Quindi la mia funzione è meno 3 quinti x più 3. E allora adesso devo semplicemente calcolarmi, come vedo qua la formula, p per l'integrale da 0 a 5 di questa funzione al quadrato. Allora adesso qua risolvo il quadrato del binomio perché è il modo più facile per calcolare questa integrale, perché si fa l'integrale di un polinomio poi.
Allora, il primo termine al quadrato è 9/25 x al quadrato, meno 2 volte il primo per il secondo, 3 per 3 9 per 2 18, 18 quinti x, più il secondo al quadrato che è 9. E adesso semplicemente scrivo come somma di integrali e porto davanti le costanti. Porto davanti 9, p comunque rimane qui raccolto. Porto fuori 9/25 e mi rimane l'integrale di x al quadrato, ma l'integrale di x al quadrato x alla terza terzi. Però, visto che abbiamo l'integrale 0,5, x alla terza terzi calcolato tra 0 e 5, meno 18 quinti lo porto davanti, qua ho l'integrale di x che è x al quadrato mezzi, però calcolato tra 0 e 5, e poi abbiamo 9, lo porto davanti, integrale di 1 e x, calcolato sempre tra 0 e 5. Allora, p rimane comunque raccolto davanti, 9/25 lo ricopio. Adesso x alla terza terzi calcolato in 5 è 5 alla terza terzi, 125 terzi, sarebbe meno x alla terza terzi calcolato in 0, ma calcolato in 0 vale 0, e così anche questi altri, x al quadrato mezzi e x calcolati in 0 danno 0, quindi non serve sottrarre alcunché. Qui abbiamo meno 18 quinti, x al quadrato mezzi calcolato in 5 è 25 mezzi, più 9, x calcolato in 5 è 5. Adesso qua vado a semplificare tutte queste frazioni, 125 con 5 qua è 5, 9 con 3 qua è 3, 18 semplifico con 2 qua è 9, 25 semplifico con 5, qui è 5. Quindi p che moltiplica 15 meno 9 per 5 è 45, più 9 per 5 è 45. Adesso meno 45 più 45 vanno via e trovo 15p, che va a coincidere con quello che sapevo essere il volume del cono. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.